Tutti, la Proloco organizza la festa di Santa Lucia. Viene organizzata sì perché è la patrona del paese, ma anche perché abbiamo una, diciamo, collaborazione con l'associazione Onlus Luca, per Luca, che è un'associazione che aiuta le famiglie dei bambini che hanno problemi di tumori, quindi dà un sostentamento a queste famiglie, sia morale che economico. Oggi abbiamo, questo pomeriggio, abbiamo il piacere che ci accompagna durante la messa il coro parrocchiale Sempolai Slivno e dirige Ivo Crac e l'organista è Petra Grassi. Fa parte dell'associazione Don Eugenio Blanchini e il presidente è Igor Jelen. Se vuol dire un saluto anche lei, venga su. Hvala lepa, hvala za besedo, grazie. Lepo, da se dobimo. Mislim, celo leto gledamo na svetišče, Marijino svetišče v Porcinu, v Raju in vsaj enkrat na leto, da se dobimo, da si voščimo lahko l'anno guardiamo da lontano di Porzus confidiamo nell'aiuto della Madonna e almeno una volta all'anno che ci vediamo così ci facciamo gli auguri a nome dell'associazione Dom Blanchini, u imenu Združenja Dom Blanchini in mislim drugih združenih iz cele Ukrajine in hvala za besedo in mislim uspemo da bomo skupaj. Hvala lepa. Adesso facciamo parola anche al signor Sindaco. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio il saluto. Ringrazio e saluto il presidente del Circolo Culturale Don Blanchini che garantisce di cori nelle nostre situazioni, quindi è molto importante l'unità e fatto che non avere un pubblico perché le frazioni sono frazioni di montagne sono
grazie per la scuola, grazie alla patrona benefico che e per le iniziative attività che propongono azione. Piccola ai pochi residenti, grazie ancora, grazie al collaboratore, per un buon pomeriggio e buon divertimento. Dopo la Santa Messa, offre la casa naturalmente la Luca. Vi ringrazio tutti quanti e buon pomeriggio. La liturgia di questa Santa di Lucia, martire, con le preghiere proprie. La parola del Signore sarà quella della terza domenica di Avvento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Messa riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole e opere, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
biglietti di gioia e di luce gloriosa della del cielo, osservare con i nostri occhi la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Berilo iz bukvi preroka Izaija. Duh Boga je nad mano, zak me je Gospod po svetu. Pošil me je, da oznanim dobro novico, da ubogim, da povežem tiste, ki imajo žalost v srcu, da kličem tistim, ki so v paražone in zaprti. Frajnost, da oznanim leto Gospodove milosti. Močno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zak obleku me je z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti, ko moškega, ki se ženi. In si da na glavo krancir, ko nevesto, ki se okrasi z zlatinjo. Vsako zemlja rodi svoje trave in rože, in ko vrt poganja svoje sijenje. Tako bo Gospod Bog dal poganjati pravičnost in hvalo pred vsemi narodi. Poslušali smo Božjo besedo. Seconda lettura. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima, irreprensibile per la venuta del Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama. Egli farà tutto questo. Parola di Dio. Oh
dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti ad interrogarlo: tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei? Dunque, sei Elia, profeta? Non lo sono, rispose. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno e voi non conoscete colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sangue. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Ecco, su Santa Lucia fa piacere che il Vangelo ci abbia parlato di un cantore dell'Avvento, il profeta Giovanni Battista. Fa piacere perché questa chiesa è dedicata alla parrocchia, alla comunità di Porciuso, e la chiesa, soprattutto come ogni chiesa, ha come patroni San Giovanni Battista e Santa Lucia. Noi celebriamo la festa di Santa Lucia, però fa piacere che la liturgia abbia parlato anche dell'alto patrono, ecco, di questa chiesa, che è San Giovanni Battista. Prima del pensiero su Santa Lucia, permettete che io mi rivolga al coro, ringraziandolo, ecco, di essere venuto. Chiedo scusatemi, capite l'italiano? Allora posso parlare con tranquillità. Non so se sapete che questa chiesa è anche un piccolo santuario della Madonna di Porcioso, dove la Madonna è apparsa 2 volte, là dietro, il coro, là dietro, è apparsa 2 volte, il 27 e 30 settembre 1855. La prima volta è apparsa dove c'è la cappellina, bestemmiare e di rispettare il giorno della domenica. Perché mi rivolgo a voi? Perché ha parlato in un dialetto sloveno alla veggente. E da quando noi l'abbiamo saputo circa 15 anni fa, qui sono venuti a celebrare in 15 anni, io penso, circa 250 sacerdoti sloveni. 2 o 3 vescovi e il cardinale Frank Rodé, ex arcivescovo di Lubiana. Ecco, era giusto che ve lo dicessi, vi ringrazio. Ecco, il vostro campi sloveno, perché così è avvenuto a quel tempo. Non parlavano, io penso, l'italiano, ecco, i porcusani nel 1855, ma il dialetto sloveno sì. Fa piacere che la Madonna sia cantata anche oggi, più o meno con la lingua con la quale i porcusani di quel tempo la pregavano e la cantavano. Grazie. Allora ecco un pensiero giusto per la festa di Santa Lucia. Ecco, Lucia
cui nome etimologicamente significa portatrice di luce. Portatrice di luce. Nata a Siracusa, in Sicilia, circa il 280 d.C., martirizzata sotto l'imperatore Diocletiano, quindi a circa 24-25 anni, denunciata pensando a quello che sta succedendo in questi giorni o che è successo, la storia è sempre quella. Denunciata dal fidanzato che non era cristiano, era pagano, da quando ha saputo che la sua fidanzata, Lucia, dopo un grande miracolo che era avvenuto a favore della mamma sua, che era gravemente ammalata, per intercessione di Sant'Agata, la patrona di Palermo, ecco, aveva deciso di non... Ecco, il fidanzato l'ha denunciata alle autorità imperiali che le hanno martirizzata. Come tradizione si dice che l'abbiano uccisa con un pugnale alla gola, anche se viene presentata, ecco, con questo piattino che contiene i suoi due occhi, quindi la tradizione è che gli abbiano tolti appunto gli occhi prima di ucciderla. Il suo corpo giace nella chiesa di San Geremia a Venezia. Ci chiediamo come mai sarebbe stato logico che il suo corpo giacesse in una chiesa di Siracusa. Stando a quanto si sa, vero, dalla storia, il perché, ecco, invece sia finita a Venezia. Il suo corpo, come tanti altri corpi di martiri, erano stati nascosti dai cristiani della Sicilia in seguito all'invasione degli arabi nel VI secolo d.C., perché non venisse profanata. Qualche secolo dopo, un generale dell'imperatore di Costantinopoli, che era andato in Sicilia per liberare la Sicilia dagli arabi, ecco, si fece dire dove era nascosto il corpo di Santa Lucia. Lo prese e lo portò a Costantinopoli in favore della imperatrice Teodora. 2 secoli dopo, nel 1204, durante la quarta crociata, il doge Enrico Dandolo lo trafugò e lo portò a Venezia, dove si trova, dove avevano costruito una chiesa proprio per lei, dove in seguito nel 1861-63 ecco, è stata demolita per costruire la stazione ferroviaria di Venezia, che porta il nome di Santa Lucia. Il corpo allora è stato trasferito in una chiesa distante circa 300 metri dalla stazione ferroviaria, la chiesa di San Geremia. Non so se mai voi siete mai stati, quando doveste andare a Venezia. A 300 metri più o meno c'è la chiesa di San Geremia, dove si trova il corpo di Santa Lucia. Ecco, per questi motivi storici. Ecco, su questa figura di Lucia sono nate tante belle tradizioni. Ho letto ieri sera anche su Vita Cattolica che alcuni paesi, anche del Friuli, Santa Lucia, ci sono delle immagini e delle pitture in tante chiese del Friuli che parlano di Santa Lucia. E qui anche nel piccolo paese di Porciusa, ecco, la statua, il suo ricordo. Certo, una delle più belle tradizioni, per così dire, che onorano Santa Lucia, addirittura avviene ancora in Svezia. Non so se questo lo sapete.
dove avviene una specie di concorso femminile di bellezza, addirittura. Chi vince, la ragazza che vince il concorso, viene rivestita di un veste bianca e partecipa alla processione in onore di Santa Lucia con in capo una corona con 7 candele accese, che vuole essere un ricordo di quello che la tradizione che ha, dicevo, di persecuzione sotto Domiziano, con una candela, perché non c'era quel tempo, andava a trovare donati oppure gente povera, e di sera, per non farsi vedere, è chiaro, per vedere sulla testa una fonte di luce, una candela, un qualche cosa, insomma, per rischiare. Ecco, qui sveglia di quelle 7 candele. Una oppure fare poi solo delle persone bene e vorrei concludere questo. Ricordo di passato tutti sapete andare e prendere fuori
lì